Arlecchino e il suo vestito dell'amicizia. Arlecchino era un bimbo di Bergamo che viveva in una povera casa con la sua povera mamma. Non avevano soldi per comprare giocattoli, begli abiti o cose superflue. Arlecchino però era un bravo bambino. A scuola aiutava sempre i compagni. Se erano in difficoltà prestava volentieri le sue matite e i suoi pennarelli, anche se ne aveva pochi, e sorrideva a tutti, giocava con tutti, parlava con tutti. Era un bambino proprio simpatico e gentile, Arlecchino. Arrivò il periodo di carnevale e tutti i suoi compagni si confrontavano tra loro per decidere quale maschera scegliere, come vestirsi e quali dolci farsi cucinare dalle proprie mamme. Colombina, una bella bambina di Venezia, chiese ad Arlecchino da cosa si sarebbe travestito per la grande festa organizzata in paese. Lui, che sapeva di non poter chiedere troppo alla sua mamma, rispose che non avrebbe avuto nessun vestito di carnevale, che sarebbe andato alla festa ed avrebbe guardato. A questo punto, siccome Arlecchino era molto ben voluto per la sua simpatia e la sua cordialità, tutti i suoi compagni iniziarono a confabulare e misero a punto un piano. Ogni bambino si fece dare dalla propria mamma un pezzo di stoffa avanzato dal proprio vestito di carnevale e con l'aiuto della maestra cucirono una bellissima tuta multicolore da donare ad Arlecchino. Così anche lui avrebbe avuto un costume bellissimo e perfetto e avrebbe potuto partecipare attivamente alla festa, divertendosi insieme a tutti loro. Tutt'oggi il vestito di Arlecchino è visto come simbolo di amicizia e solidarietà.